È la cultura la chiave della consapevolezza della storia e della internazionalizzazione. È la cultura la cifra del turismo contemporaneo. Raccontare un luogo a chi lo visita significa accompagnarlo attraverso la cultura che questo esprime. E il teatro è una delle espressioni di questa offerta culturale che a Venezia si esplica con gli spettacoli del Teatro Goldoni e da luglio a ottobre, proprio sul palcoscenico del Goldoni, andrà in scena Titizè e Venetian Dream, lo spettacolo ufficiale della città di Venezia. È tra le chicche presentate alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Attori, acrobati, musicisti e interpreti multidisciplinari immersi in capsule oniriche e rarefatte. Siamo molto emozionati, ci sarà tutto il nostro mondo di teatro acrobatico e ci sarà a Venezia sicuramente con le sue atmosfere, con i suoi luoghi, con i suoi misteri. Quindi siamo felici di questo nuovo progetto insieme. Questa grande chiamata di ragazzi giovani che vengono a Venezia, ma per Venezia intendo Padova, Treviso e Venezia, che scelgono loro dove abitare, ma che arrivino da tutta Europa. Cioè noi dobbiamo immaginare un'Europa, il nostro futuro, e dobbiamo essere protagonisti in Europa, non possiamo soltanto chiedere quasi che fosse una lamentela continua. Noi vogliamo proporre, questa è una proposta concreta, che per fare queste cose, per chi se ne intende, sa che è difficile. Però alla fine siamo arrivati a un risultato, devo dire grazie al Presidente che è un tenace, è un testardo ed è un sognatore e riesce attorno a sé a coinvolgere le altre persone. Questo è Venezia, Venezia è questo, chi ama Venezia capisce bene cos'è Marco Polo. Marco Polo è in tutti noi. Teatro Goldoni di Venezia, 400 anni di vita e adesso partiamo con una nuova avventura. 4 mesi, una lunga tenitura insieme con Finzi Pasca, è il teatro del grande divertimento, del resto se non ci si diverte a Venezia dove ci si diverte, prenotate. Alla BIT il Veneto ha confermato il primato di regione turistica d'Italia. Il Veneto è presente in BIT per presentare non solo le proprie destinazioni e i tanti prodotti turistici che abbiamo, ma soprattutto anche per definire un cambiamento di linea importante che è legato non solo alle presenze turistiche. Oggi noi siamo la prima regione in Italia e nel 2023 abbiamo fatto il record di presenze turistiche, ma oggi non puntiamo più sui numeri, ma puntiamo sulla qualità del turista che vogliamo avere nel nostro Veneto. Quindi il tema del turismo sostenibile diventa fondamentale in tutte le destinazioni venete.